Bambino di 6 anni esce dal cancello di casa e viene investito da un'auto lungo la provinciale. Il dramma nel pomeriggio a Romano De Zellino, alle porte di Bassano, si trova in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza. È in osservazione nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova una neonata colpita da una crisi respiratoria per strada a Cadoneghe. I soccorritori allertati dalle grida della madre. L'omicidio in discoteca Castelfranco, domani a Loreggia l'addio al 20enne Lorenzo Cristea, il difensore di uno degli arrestati, bersaglio dell'odio social. Intanto nelle indagini spunta un terzo coltello. Il 67enne che a Padova ha minacciato di gettarsi da una gru è sceso dopo 7 ore, determinante il ruolo dei negoziatori della polizia per sbloccare la situazione. Uno dei 2 agenti saliti si è finto giornalista. Zona rossa all'Arcella, il comune di Padova ribadisce il suo no marchio per un intero quartiere. A Treviso, prossima all'istituzione di quella in stazione, nel mirino finiscono ancora le panchine. Sarà pronto nel 2027 il nuovo hospice pediatrico di Padova, un riferimento nazionale per le cure palliative. Il plastico presentato in azienda ospedaliera, investimento da 11 milioni di euro. 2 campionissimi che si incontrano e ne nasce una foto destinata a entrare nella storia. Yannick Sinner e Roberto Baggio insieme, il tennista altoatesino poco prima da Papa Leone XIV. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che, lo avete sentito, dai titoli si apre con la cronaca e con quanto accaduto nel pomeriggio a Romano De Zellino, dove un bambino di 6 anni è stato investito da un'auto davanti alla propria abitazione. Si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza. È stato trasportato al San Bortolo di Vicenza in terapia intensiva pediatrica un bambino di 6 anni travolto davanti casa da un'auto in via Generale Giardino a San Giacomo di Romano De Zellino. Il piccolo stava giocando nel cortile con il fratellino quando ha aperto il cancello, correndo per attraversare la strada quando è arrivata una Mercedes che non è riuscita a evitare l'impatto con il piccolo. Immediata l'allerta al SUEM 118 di Bassano, vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Treviso che ha portato il bambino accompagnato dalla mamma all'ospedale del capoluogo berico. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale che ha gestito il flusso del traffico regolare in direzione sud-nord, deviato lungo le arterie secondarie nel transito nord-sud per permettere tutte le operazioni di messa in sicurezza. Certo è che torna alla ribalta la questione della pericolosità della provinciale 57, come confermano i residenti, compresa la zia del bimbo investito. Qua le macchine volano perché pur essendo 2 curve molto pericolose non ci sono strisce pedonali, non ci sono dossi che possono rallentare le macchine corrono e purtroppo è successa questa tragedia. Io chiedo alla provincia che abbiamo bisogno della sicurezza dei nostri bambini, perché attraversare la strada con le macchine che corrono in questo modo, io non so. Chi abita in questo tratto di strada non riesce ad attraversare la strada. Abbiamo scritto al comune più di qualche volta e non abbiamo risposta. Qui abitano parecchi anziani e siamo terrorizzati ogni volta noi figli quando ci dicono che devono andare al di fuori di casa, perché non riescono ad andare di là e corrono tutti. Quindi è inevitabile che qualcosa prima o poi succeda. Speriamo che sia la prima e l'ultima volta che succede qualcosa. È in osservazione nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova una neonata che questa mattina a Cadoneghe ha accusato una probabile crisi respiratoria. Vedendola priva di conoscenza, la mamma ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto. In suo soccorso è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha chiamato il 118. Giunta in ospedale, la bambina aveva già ripreso a respirare con regolarità e in questo momento sta bene. Accertamenti sono in corso per capire quale possa essere stata la causa del malore. Torniamo all'omicidio di Castelfranco Veneto, il giallo dei coltelli. 1 di sicuro è stato utilizzato, dubbi sugli altri 2. Intanto emergono ogni giorno delle novità. Domani l'addio a Lorenzo Cristea alle 14:30 a Loreggia. Ogni giorno emergono nuovi risvolti sulla tragedia avvenuta a Castelfranco, a 800 metri dalla discoteca Playa Beach Club. A quasi 2 settimane dall'omicidio di Lorenzo Cristea cominciano a definirsi e cristallizzarsi alcuni aspetti. Intanto sono salite a 3 le armi sequestrate. Una è quella militare sporca di sangue, sicuramente utilizzata durante l'aggressione. Sulle altre 2 lame sarebbero stati disposti degli accertamenti, ma i dubbi che possano essere state nelle mani dei ragazzi sono tanti.
abitanti. L'ultimo coltello è stato trovato in un campo. Un agricoltore che stava arando un campo ha trovato questo coltello sotterrato e ce lo ha segnalato, per cui abbiamo proceduto al sequestro e come gli altri due verrà inviato poi per le analisi di rito al RIS di Parma, previa appunto l'autorizzazione del pubblico ministero. La dinamica ormai sembra chiara. La lite dentro il privé della discoteca dove i due ragazzi nordafricani avevano un tavolino per una spinta. Poi la discussione degenerata in offese fino all'intervento dei bodyguard che hanno bloccato i due gruppi invitandoli ad uscire. E alle prime luci dell'alba la tragedia consumata in pochi minuti. Le 3 auto con a bordo 8 ragazzi e 2 ragazze che partono incrociano Badr Rouaji e Tabe Nani. Il gruppo scende dalle macchine e inizia la violenta aggressione, poi le coltellate. A terra rimane Lorenzo Cristea colpito a morte. I funerali alle 14:30 alla chiesa ortodossa di Loreggio. Presente anche la sindaca di Trebaseleghe Antonella Zoggia, comune dove il giovane viveva assieme alla famiglia. Non abbiamo risposte come amministrazione, neanche come adulti di questo paese. Posso solo esprimere il mio grande cordoglio per questa morte assurda e porterò domani ai funerali di Lorenzo le mie condoglianze ai familiari, agli amici, a tutti quelli che sono ancora così colpiti e così sconvolti da questa morte. Saranno presenti anche gli amici, fra loro Alessandro Bortolami, che è uscito da poco dall'ospedale di Castelfranco ed ha espresso il desiderio di poter dare l'ultimo saluto a Lorenzo. Intanto in queste ore l'avvocato Fabio Crea, difensore di Badr Rouaji, il 19enne arrestato per l'omicidio di Lorenzo Cristea, sta ricevendo minacce e insulti via social. Secondo i leoni da tastiera la sua colpa è proprio quella di aver assunto la difesa di uno degli arrestati per il delitto di Castelfranco. Immediata è arrivata la reazione della Camera, sia della Camera Penale che in un comunicato scrive: si condannano con fermezza questi biasimevoli comportamenti che colpiscono a vile il singolo avvocato e la stessa funzione difensiva. Infine si legge: l'attacco al singolo avvocato rappresenta e sempre rappresenterà un attacco all'intera avvocatura. Questo sta accadendo, è inaccettabile, commenta l'avvocato Fabio Crea. Un ruolo fondamentale, quello dei negoziatori della Polizia di Stato, che hanno parlato a lungo con il 67enne che ieri a Padova è salito su una gru minacciando di volersi gettare nel vuoto. Per sbloccare la situazione, uno dei 2 agenti che lo hanno raggiunto si è finto giornalista. 4 ore al telefono prima di riuscire a salire sulla gru con un collega fintosi giornalista. È stato Cristian Bellotto, ispettore negoziatore della polizia, a iniziare il dialogo con il 67enne, di cui ha subito tracciato un profilo. Era stata una sua richiesta che aveva fatto personalmente a me per telefono e quindi c'era già un accordo. Abbiamo visto subito che era un uomo abbastanza d'onore, quindi ci teneva alla parola data e credeva anche alle mie parole, che sono stata la persona che per primo ha cominciato ad avere un contatto con lui. L'unica cosa che richiedeva, quindi io alla fine, lui sapeva che io ero un poliziotto proprio perché è stato il primo contatto, l'unica cosa che richiedeva era che io rimanessi un pochino più a distanza e che prima parlasse con il giornalista, che in questo caso si è presentato come giornalista, insomma, il collega negoziatore. E quindi sì, si è fidato da subito, dopo il primo contatto sul posto, diciamo sulla sommità della gru ce l'ha avuta lui. La prima svolta, la decisione di fingersi giornalisti e di utilizzare il nostro microfono. Michele Licciardi, vice ispettore negoziatore, ha indossato queste vesti. Vai di empatia, vai di ascolto, vai di cercare di portarlo a una soluzione dove non è tutto nero, dove c'è una strada, una via d'uscita. E tutto sommato le 2 orette, che sono state abbastanza faticose, devo dire, perché era una posizione un po' scomoda a 30 metri, e siamo riusciti abbastanza a entrare in empatia con lui si fidava abbastanza ma non troppo, perché come diceva il signor Questo, appunto stava sempre a una distanza tale che non ci permetteva di fare nulla che a lui non andasse bene, diciamo.
E diciamo che ho fatto un'intervista, ho fatto proprio un'intervista col microfono, una serie di domande, esponendo un po' quello che era la sua situazione. Abbiamo simulato questa cosa e sembrava che ci avesse un po' creduto. Sul posto anche Leonardo Secco, negoziatore della Polizia di Stato. Mentre le ore passavano, la svolta decisiva è arrivata con la telefonata del questore. Noi l'abbiamo ascoltato per 5-6 ore praticamente, e in più c'è stata la garanzia da parte del signor questore, che era l'autorità in quel momento, e allora lì ha detto forse veramente è arrivato il messaggio che io volevo far arrivare, e allora un insieme di cose che ha portato al risultato finale, che per fortuna è stato positivo. Restiamo a Padova con l'istituzione di una nuova zona rossa che partirà da lunedì nel quartiere dell'Arcella. Il comune ribadisce la sua contrarietà al prefetto. Stiamo marchiando una zona che non lo merita, perché i cittadini arcellani sono riconoscenti nei confronti di una politica che ha portato investimenti per oltre 30 milioni di euro in questa zona della città, una situazione che chi vive a Padova da tanti anni sa com'era l'Arcella prima e com'è l'Arcella adesso. Il sindaco Sergio Giordani ha scritto una lettera comunicato alla città. Per la giunta parla l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina. Dura la presa di posizione contro la nuova zona rossa che da lunedì partirà all'Arcella. La stessa presa al tavolo del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, che Diego Bonavina spiega così. Non possiamo permettere che qualcuno decida, e mi riferisco evidentemente a delle imposizioni che arrivano dall'alto al posto del sindaco di Padova e al posto della città di Padova. Questo lo abbiamo ribadito. È importante, e scusate se mi soffermo ancora su questo, è importante chiarire la differenza tra più controlli e zona rossa. Noi abbiamo detto chiaramente che se è necessario fare controlli approfonditi facciamoli, ma da questo ad andare a mettere in difficoltà tutta una popolazione, 40.000 persone che vivono all'Arcella e che magari hanno investito sull'Arcella viste tutte le politiche che sono state fatte in questa zona, con dei prezzi anche delle case che sono in aumento grazie appunto a tutto quello che è stato fatto, e adesso non si può rovinare tutto perché vogliamo timbrare una città di Padova con un bollino. No, non va bene così. Più duro addirittura il sindaco Giordani nel suo comunicato. Sono fortemente contrario e preoccupato dalla scelta, un provvedimento imposto dall'alto alla città, frutto della propaganda del governo e utile solo ad accontentare qualche esponente leghista del governo di Roma. Grande il disappunto dell'amministrazione, che in questi anni ha investito nell'area grazie alla collaborazione di cittadini, privati e di molte associazioni. Si farà passare l'idea che l'Arcella è un luogo dal quale stare lontani perché è un quartiere dove si deve aver paura, scrive Giordani, dove le case e tutti i beni immobili perderanno valore quando da anni ne stavano assumendo. Questo effetto durerà a lungo ed è un danno serio, conclude il sindaco. Concorda Bonavina, che rilancia. Andiamo a vedere qualsiasi parte dell'Arcella. Poi uno sarebbe bugiardo a dire non ci sono i problemi, ma i problemi vanno risolti, ma se pensiamo di risolverli con la zona rossa, difficile, molto difficile. E a Treviso sembra ormai imminente l'istituzione di una zona rossa in via Roma, nell'area della stazione. Intanto il comune sposta le panchine in chiave antidegrado. La settimana prossima ci troveremo con il prefetto e con il comitato di ordine e sicurezza per definire il perimetro, che sarà molto limitato, di questa zona rossa. La strada sembra tracciata, la città va verso l'istituzione di quella che a tutti gli effetti è la sua prima zona rossa. L'annuncio arriva dallo stesso primo cittadino che circoscrive strumento e area. Quella via Roma, a ridosso della stazione, spesso teatro di aggressioni e risse da parte di giovani e giovanissimi. Una zona rossa molto limitata da un punto di vista dello spazio, che poi è anche quel piccolo quadrante di città dove si sono manifestati
stati alcuni episodi francamente brutti e di cui non vogliamo abituarci e che combattiamo con tutte le nostre forze. La zona rossa è più adatta ad altre tipologie di città che hanno maggiori criticità, però insomma noi vogliamo risolvere il problema della sicurezza in città e quindi anche questo strumento può essere utile. In attesa del suggello della prefettura, la sicurezza urbana passa anche attraverso le panchine. Proprio in via Roma, dopo i lavori di riqualificazione, non sono state più riposizionate. Inevitabile tornare alla fine degli anni 90, quando lo sceriffo Giancarlo Gentilini le tolse con una mossa shock. Conte riaggiorna la linea. Magari essere paragonati a Gentilini perché è stato un modello di sindaco. In realtà la notizia non è che Conte toglie le panchine, è che Conte aumenta le panchine ma chiede che vengano utilizzate nel modo corretto. Le aumenta e le sposta. Sì, non le tolgo, le sposto, perché è fondamentale capire che noi stiamo rigenerando la città, stiamo facendo investimenti importanti con illuminazione pubblica, piste ciclabili, rifacimento di marciapiedi, e laddove le panchine vengono utilizzate in modo sbagliato, così come segnalato dai cittadini, perché questo è il caso di via Roma, vengono tolte, spostate e messe in altri luoghi più adatti. Intanto, con lo stesso spirito, Casugana studia una stretta sul consumo di alcol in vie e piazze. Se qualcuno abusa di alcolici in quadranti di città e poi conseguentemente crea anche delle situazioni di pericolo, in quel quadrante di città verrà inserito il divieto di alcolici. Siccome siamo una città fatta di tanti bei locali gestiti da professionisti, tutti coloro che vogliono consumare uno spritz, un calice di prosecco lo possono fare non in luoghi pubblici ma appoggiandosi agli ambienti che sono predisposti per questo tipo di servizio. La Prefettura di Treviso, in base all'esito del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 6 maggio riguardanti i disordini avvenuti in occasione della partita Treviso-Mestre dell'ottobre 2023, vista la rivalità esistente tra le tifoserie trevigiana e mestrina, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti nella provincia di Venezia per la partita Treviso-Mestre. In programma domenica allo Stadio Tenni, gara di semifinale play-off di Serie D. Sarà pronto nel 2027 il nuovo hospice pediatrico di Padova, un riferimento nazionale per le cure palliative. Presentato in azienda ospedaliera il plastico del nuovo hospice pediatrico, centro di riferimento non solo per il Veneto, per le cure palliative pediatriche. Un'opera importante che costerà 11 milioni di euro, finanziati con quasi 9 milioni di euro da fondi nazionali, 973 mila euro da parte della Regione e con un contributo di 1 milione e 100 mila euro da parte della Fondazione Cariparo. Mi sembra un sogno che si sta realizzando. Questo è partito, come avete visto, come un progetto datato molti anni fa sulla base di un'intuizione di dare una risposta a una nuova tipologia di bambini. Prima questi bambini non esistevano perché morivano prima e quindi c'era la necessità di dare un modello nuovo assistenziale che si integrasse logicamente con tutto quello che c'è già, ma che seguisse il bambino nei suoi luoghi di vita. Un progetto che vedrà la sua conclusione fra 2 anni. Il cronoprogramma che abbiamo pensato dovrebbe portarci ad affidare i lavori entro l'anno, quindi entro il 2025, e poi in base appunto a chi vincerà la gara, al percorso amministrativo che si svilupperà, penso che nel giro di 2 anni, se non ci sono appunto intoppi di carattere amministrativo, burocratici, si potrebbe già avere qualcosa di concreto. Dal 2008 l'Hospice di Padova assiste bimbi da tutta Italia. La nuova struttura, più grande e più moderna, sarà capace di erogare ancora più servizi. È un progetto di vita e quello è assolutamente il cardine di questo tipo di comunicazioni, perché come avete sentito anche dai numeri che ha dato la professoressa Benini, che è la prima che ha dato vita non solo esclusivamente a un'attività assistenziale ma anche a tutto il processo formativo, potete solo immaginare quanto peculiare, difficile e specifico sia il processo formativo nei confronti di questo tipo di modello assistenziale.
Due campionissimi dello sport che si incontrano e ne nasce una foto destinata a entrare nella storia. Yannick Sinner e Roberto Baggio insieme. Il tennista altoatesino, impegnato negli internazionali di Roma, dopo aver conosciuto Papa Leone XIV, ha incontrato anche l'ex grande calciatore vicentino. Il Divin Codino ha documentato tutto con un post social. Robby Baggio ha portato la Coppa Italia a Roma per la finale tra Milano e Bologna, due sue ex squadre, ed è ospite d'onore allo Stadio Olimpico di questa sera. E con questa immagine storica noi chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.